Stavo già a casa, ma tutti i cammini. Grazie. Grazie ragazze dell'aiuto. Va bene la posizione. Questa è la manica. Bravo. Sì, ok? E poi ancora un po' di più. Per la grandezza va bene. Se no ne vogliamo Cosa rappresenta il costume che ha? Il costume che ho è del Sulcis Iglesiente, precisamente Sant'Adi, Villa Peruccio, siamo quasi tutti vestiti così, e rappresenta il cepo medio, cioè i contadini. Infatti ho appena fatto il pane fresco, che è un dono che nelle processioni pagane e religiose si porta agli sposi, in questo caso per il matrimonio mauritano, lo portiamo agli sposi, è un dono per gli sposi. Ma lei tutti gli anni fa questo... Sì, io sono sarda e ovviamente faccio parte del gruppo di Sant'Adi e ogni anno portiamo avanti le tradizioni. Grazie mille. A lei.
strada Edizione del Sagoia Maurendina, il matrimonio mauritano che con l'organizzazione vuole festeggiare Camilla Carta e Marco Cogotti in questa rappresentazione, in questa cerimonia che non è una rappresentazione scenica ma un vero e proprio rito. E ci hanno raggiunto i Cavalieri di Sant'Adi con un gruppo misto composto da soggetti non come vedete sul palco stanno prendendo posto i testimoni, gli sposi, il coro carrale si è già posizionato per animare
questa celebrazione eucaristica officiata da Don Fulvio Sanda in lingua sarda per alcune parti. Serbeninde mancari a pasto lento e uno che anche se ogni dia vorti sconvinta da sustare a mie che fino a voi atteso di a poter da sustare a mie che avvina oi atteso di appotento e non t'abizza chi più scontento so io che in cara miro a Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la 18ª domenica del tempo ordinario, oggi la nostra 18ª domenica del tempo ordinario, ma dicevo la nostra gioia oggi si fa più intensa in questa domenica perché Marco e Camilla si uniscono in matrimonio secondo l'antico rito del matrimonio maoritano. Allora ci vogliamo stringere attorno alla loro gioia, attorno alla gioia dei loro familiari, anche di quelli che ci guardano da lassù, e vogliamo invocare la misericordia del Signore innanzitutto sui futuri sposi, ma anche su tutti noi, facendo all'inizio di questa celebrazione memoria del nostro battesimo. Marco e Camilla, la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio, nostro Padre, decidete di realizzare la comunione di tutta la vita. In questo giorno per voi di festa il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere. Riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo ora memoria del nostro battesimo, dal quale come seme fecondo nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Ripetiamo insieme, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. O Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Sui peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la murmurazione degli israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra.